Una vera bomba ha appena fatto tremare Napoli questa sera e ha lasciato tutti i tifosi del nostro amato Napoli in massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul Club del Cuore, portandovi come sempre le informazioni più fresche e rilevanti direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è quello di tenervi aggiornati su tutto ciò che può cambiare il destino della stagione. Quindi approfittane subito per lasciare un like al video e iscriverti al canale, perché ci sono tantissime novità in arrivo. Il nome del momento è Kobbie Mainoo, giovane talento del Manchester United, che torna ancora una volta sul radar azzurro. Secondo il giornalista Fabrizio Romano, esperto internazionale di calciomercato, il giocatore inglese continua a non trovare spazio nei Red Devils e resta lontano dall'affermarsi come pedina fondamentale del progetto tecnico di Old Trafford. Questa situazione ha aumentato l'insoddisfazione del calciatore, che in passato ha già manifestato il suo desiderio di cercare nuove sfide. Il Napoli, che aveva già mostrato interesse in estate, si ripresenta come uno dei club più attenti alla sua situazione. Romano ha sottolineato che, se nulla dovesse cambiare nei prossimi mesi, un assalto a gennaio non è da escludere. La dirigenza partenopea, guidata da Giovanni Mann e Aurelio De Laurentiis, segue da vicino il caso, visto che Mainoo non ha mai nascosto il sogno di giocare in Serie A. Per il momento, il Manchester United continua a rispondere in no a qualsiasi approccio. Ma il mercato invernale è ancora lontano e tutto può accadere. Il giovane centrocampista, appena 19enne, è considerato un talento in crescita, capace di portare maggiore profondità e freschezza al reparto di centrocampo di Antonio Conte, che è alla ricerca di rinforzi per mantenere il Napoli competitivo su tutti i fronti. E tu, tifoso del Napoli, ti piacerebbe vedere Mainoo indossare la maglia azzurra già a gennaio? Pensi che possa essere il tassello giusto per il centrocampo di Conte? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di lasciare un super thanks per rafforzare ancora di più la nostra comunità innamorata del Napoli.